Ma cosa c'è di meglio che iniziare il mio video nella mia bella cameretta? Ehi là gente, io sono Crazy, ma per gli amici sono anche Salvatore. Devo parlare piano, ma non penso mia sorella sia qua sotto, perché se no già mi avrebbe sentito e mi avrebbe anche gridato. Ragazzuoli, quello che andremo a fare oggi è un qualcosa di veramente fenomenale e assurdo. Infatti per la prima volta benvenuti nello spio mia sorella per 24 ore. Crazy, hai detto tua sorella? Sì, ho proprio detto mia sorella, raga. Ve la ricordate mia sorella? Per quelli che non l'hanno mai vista e per quelli che non si ricordano di lei, adesso vi rinfrescherò un attimino la memoria. Adesso hai fatto una cosa del genere? No, Marica! Aspetta, io ti dico! No, ascolta. Marica, allora, allora, intanto no. Cioè, Marica, tu un regalo non lo devi fare, sono tuo fratello! Sì, era proprio lei. So che ve la ricordavate, ragazzuoli. Ebbene sì, ho deciso di fare questa challenge. Speriamo di fare tutto alla normalità e speriamo che non ci nasconda nulla. Perché sto facendo questa challenge? Vi dico la verità, perché da qualche giorno, vi dirò, mia madre compra io le chiamo le schifezze, no? Tutte le cose al cioccolato, i biscotti al cioccolato. Però io li vedo nella scala. Poi appena arrivano in casa non ce n'è più. Quindi sospetto che mia sorella, che gli piace il cioccolato e tutte queste cose, tutte queste schifezze qua, se le nasconde, raga. E allora ho deciso, ma perché non fare una spio per 24 ore mia sorella? Andiamo e vediamo che succede. Ehi ragazzi, siamo arrivati in terrazza. Praticamente mia sorella non c'era lassù e non so il perché. Ora io mi chiedo, non lo so. Dovrebbe essere in terrazza perché c'è l'estetista che le sta facendo le sopracciglia. Andrò piano. Non devo. Vabbè, al di là del mio outfit, lasciate stare. Shh. Oh, c'è Rio, sento Rio. Ragazzi, non devo fare casino, non devo fare. La sento, ragazzi, la sento anche Rio. C'è il rischio di ok, sono dietro il palo in questo momento, lei non mi sta vedendo. Piano, allungo la fotocamera. Che sta facendo? Devo riuscire ad andare più vicino. Là devo mettermi lì dietro. Si sta muovendo la sopracciglia. Ma che cazzo? Ma raga, si sta togliendo i peli. Si sta togliendo i peli, non capisco. Ok, va bene. Perfetto, raga, lei ha gli occhi chiusi. Vabbè, ok. Allora scappiamo. Ok, raga. Ok, la prima parte l'abbiamo scappata. E finita. Non è che se ne sono accorto, io sono portato troppo forte. Ok, adesso attendiamo che lei faccia qualcos'altro e ci sentiamo dopo. Per ora non ci sono novità, lei si sta togliendo le sopracciglia. Sarà difficile spiarla per 24 ore. Magari potremmo mettere una telecamera nascosta, non lo so. Ci vediamo dopo, ragazzi. Raga, è passata mia sorella, raga. Eccola. Raga, perché sta andando in cucina? Raga? Andiamo, inseguiamola. Raga. Se ne è accorta. Ma che è sto rumore? Oh! Ma chi c'è? Allarme rosso. Siamo raga, ci sta scoprendo. Ci sta scoprendo, zitti. Andiamo avanti. Ci sta scoprendo. Vediamo cosa sta facendo, raga. Oh, Maia, c'è Maia. Vai. Oh, perfetto. Maia ci coprirà. No, questo cioccolato buone sono. Buone crispy. Andiamo con dolce. L'abbiamo scoperta. Eccolo.
le cose no. Sta passando. Zitti. No, ecco dove li mette. È passata, raga. Ce l'abbiamo fatta. Ecco dove tiene tutti quelle cose. Shh. Per fortuna che c'era Maya. Ok, se n'è andata. Oh. Allarme rosso, raga. Per fortuna che c'era Maya e non ci ha scoperto. Ok, allora dobbiamo scoprire cosa nasconde dietro quei cassetti là. Ha preso i biscotti e le patatine. Cioè, vi rendete conto? E io non li trovavo i biscotti e le patatine. Ok, lei è salita. Perfetto, raga, perfetto. Finalmente scopriremo cosa si cela qua. Ecco dove mia mamma tiene tutto, no, in realtà mia mamma li porta a casa. E poi è mia sorella che prende tutti i biscotti e tutte le cose. Finalmente lo scopriremo. Andiamo con 3, 2, 1. Oh, guarda! Patatine! Biscotti al cioccolato! Le gocciole! Oh, no! Ecco dove tiene tutto! Ah, l'abbiamo scoperta, raga! Adesso in poi mia sorella Marica finalmente non avrà più i suoi bei dolcini, le sue belle cose nascoste, raga. Finalmente saranno tutti miei. Ecco perché spariscono da lassù. Raga, avete capito? Se li mangia tutti lei. 2 volte che mia mamma è andata a fare la spesa e non ho trovato neanche un pacco di biscotti al cioccolato. E vai, raga, lasciate un like per forza per quello che abbiamo visto, perché è bellissimo. Godo. Yes. Le patatine, devo guardare. Ma dove ci fai qua dentro? No, chiudi la sa. No, ma che? Ah, ti ho scoperto ormai, Ti ho scoperto, ecco. Ma tu non sei sempre alla cameretta, che ci fai? Ecco, ci faccio qua, ti ho seguita. E sai che ti dico? Non importa più seguirti per 24 ore, perché ormai so dove nascondi tutto. Da questo non ci voleva. E sai cosa faccio ora per festeggiare? Prendo un pacco di patatine e me lo vado a queste mangiare. sono le mie preferite. Quali tue preferite? Ora che mi hai scoperto dove la mamma mette le cose, ti faccio vedere che tu in 2 giorni ti pulisci tutta la dispensa. No, hai capito? Io me la finisco in un giorno, non in 2, perché è da 2 settimane che non assaggio neanche un mini biscotto al cioccolato. In questa casa non si può nascondere niente. Sotto il letto me le devo mettere le cose. Ma cosa vorresti dire? Eppure sotto il letto sono sicura che viene. Mentre io dopo. Lo sapevo. La dispensa lassù era chiusa. Bella, no, vabbè, ora tu mi prendi tutto. Ormai è finita, Marica. Tutto mio. Oh, guarda, questa qua ci possiamo fare una torta. Come sei andato a finire lì? Come sei andato a finire fino a lì? Qualcuno ti ha spiato, Marica. Hai presente il botto del prima? Non è stata Maria. Sono stato io. Godo. Lo sapevo, raga. Lasciate un like se anche vostra sorella vi ruba la TV. Anche la TV mi rubi. E il cioccolato. Ma no, io le seleziono tutte. So io quale prendermi. Marica, è finita. E queste le prendo io. Così hai scoperto dove mamma mette le cose. Anzi, prendo anche questo. Me li mangio io. E questo qua. Oh, questo qua lo chiudo. Chiudi. Oh, perfetto, lascialo lì. La cassaforte mi sa che devo mettere i dolciumi. Sì, allora tu parla, io intanto vado a Sono mangiare. sicura che la chiave me la scopri pure della cassaforte. Ci vediamo. Ma sei furbo. Ci vediamo. Così impara. Ecco dove nascondeva tutte le cose, Vabbè, raga, questa challenge 24 ore di sicuro è fallita, ma per fortuna abbiamo vinto qualcos'altro. Le belle patatine e un po' di biscotti al cioccolato che io amo. Raga, fatemi sapere. E se questo video arriva a 15.000 like, io spierò mia madre per 24 ore. Ci proveremo, perché diciamo che è fallita questa challenge, però alla fine ci abbiamo guadagnato. Anche Rio è contento, vero Rio? Beh, è contento anche lui che abbiamo trovato finalmente. Anche tu potrai mangiare i tuoi biscotti preferiti, dato che non c'è più Marica che ce li ruba. Vabbè, sei d'accordo. Vi sta dicendo Rio di lasciare un like, di condividere e di iscrivervi al canale. Ciao. Vabbè, guarda scioccato quel povero animaletto.